Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ciò che mangiamo è fondamentale per la nostra salute. Continuiamo la nostra indagine qui a Porto Torres per scoprire quale attenzione si presta alla propria alimentazione. Si sente spesso dire che alcuni problemi di salute derivino appunto da un'alimentazione scorretta. Cosa ne pensi? Che è vero. Sono d'accordo, assolutamente. Penso che una buona alimentazione eviti tutta una serie di problemi che creano intossicazioni e cose varie. Ecco. Che è vero, perché comunque ci sono dei cibi che sono fatti in maniera non sana. Si sente spesso dire che alcuni problemi di salute derivino appunto da un'alimentazione scorretta. Lei cosa ne pensa? No, può darsi pure che sia vero. Ma è vero, la corretta alimentazione è la base della nostra vita anche. Si sente spesso dire che alcuni problemi di salute derivino appunto da un'alimentazione scorretta. Lei cosa ne pensa? Penso che sia vero. Può essere, sì, dall'alimentazione, da tante cose. Ma anch'io lo sento spesso in televisione questa cosa. Sono d'accordo con lei che bisogna avere appunto un'alimentazione corretta, perché altrimenti si rischiano grossi problemi cardiaci, renali, eccetera, eccetera. Purtroppo la società in cui ci troviamo a vivere ci offre troppo e quindi mangiamo tanto e rischiamo molto. Lei ha mai avuto qualche problema di salute dovuto appunto a un'alimentazione scorretta? No, io no. Un po' robusta sì, cioè un po' che devo fare un po' di dieta sì, però del resto non ci stiamo attenti perché facciamo insomma nel mangiare un po' di tutto, sul pesce, la carne, non è che mangiamo sempre le stesse cose. Ha mai avuto problemi di salute derivanti da una scorretta alimentazione? Io ho avuto una pressione a 230, mi hanno portato a pronto soccorso. No, grazie a Dio no. Derivanti dall'alimentazione no, mai. Lei ha mai avuto problemi di salute derivanti dall'alimentazione scorretta? No, grazie a Dio no, sino a oggi. Poi Sì, ho avuto problemi anche perché ho problemi anche di tiroide, quindi di metabolismo molto lento. Ho avuto problemi a livello epatico per eccesso di grassi, anche se non ne mangio molto, ma il mio fegato che non tollera determinati cibi. Poi io cerco proprio in maniera di alimentarmi con delle cose molto sane e naturali, di evitare tutti gli eccessi. Lei ha mai avuto problemi di salute derivanti dall'alimentazione scorretta? Non proprio, ma diciamo quasi, dai, ma non direttamente dovuti a quello. No, io mangio molto sano, io sono all'antica. No, però ne ho sentito in televisione, no, io no. Tu hai mai avuto problemi di salute derivanti dall'alimentazione scorretta? No, grazie a Dio, perché mia madre compra solo cibi italiani, assolutamente, senza, anche con questi supermercati nuovi che non hanno roba buona. Quindi io sempre mangio sano, comunque tutto quello che c'è. Ritiene che la sua alimentazione quotidiana ora sia corretta? Adesso sì, penso di sì. Da quando ho capito che potevo fare a meno di tante cose ho smesso e mi sento meglio. Ma in alcuni casi sì, io cerco sempre di controllare la mia alimentazione. In che modo? Mangiando prodotti sani è la cosa migliore. No. Cosa dovresti cambiare? Tutto, certo, perché ci mangio molte cioccolate, cose così. Ritiene che la sua alimentazione sia corretta? Beh certo, perché ci sto attenta, insomma, stiamo attenti, cucino io, quindi sto attenta a quello che devo fare, cambio sul mangiare tutti i giorni.
Quello dobbiamo seguirla noi, come ce la dice il nostro dottore, però anche la dieta, per esempio, non la possiamo fare a conto nostro, deve essere dietologo a darci la dieta come si deve. Sì, se si sta attenti, sì. Il problema è poi quando si scantona il più delle volte, perché si incontra con gli amici, capitano le vacanze, capitano le feste, quindi solitamente si scantona, il problema è questo. Quindi la sua alimentazione crede sia corretta? Io penso di sì, perché cucino come cucinava mia mamma. Penso di sì, quando voglio che sia corretta è corretta, quando mi lascio andare, quando magari si è a cena fuori con degli amici o qualche sera ci si vuole distrarre anche un pochino con il cibo, così. Però penso che la mia dieta sia corretta, assolutamente. Ritiene che la sua alimentazione quotidiana sia corretta? Corretta no, non penso che ce l'abbia nessuno corretta, sempre qualcosa si fa per essere un po', però... Le è mai capitato, le capita spesso di mangiare cibi già pronti? No, io non li compro. Sì, capita qualche volta, quando sono in fretta, qualcosa di cibo già pronto, lo prendo. Sì, anche perché io non sono qui a Porto Torres, vengo spesso in Sardegna, ma vivo a Torino e lavorando non sempre ho il tempo ogni tanto mi lascio andare anch'io a qualche cosa di pronto. Le capita mai di mangiare cibi già pronti? Beh sì, comprati già pronti. Perché capita questo? E a volte magari uno esce da lavorare, la fa prendere cose pronte così per fare prima. Là. Poco io di queste cose qua no. Io perché? mangio pesci freschi perché fanno male. Tutte quelle cose congelate fanno male. Io le patatine queste delle pizzerie, qualche pizza sì. Cioè a volte si esce, però le cose le mangio genuine in casa. No. Perché? Pronti surgelati, dice. Anche surgelati? No, preferisco prepararli io a casa normalmente. Le è mai capitato, le capita spesso di mangiare cibi già pronti? No, mai, no. Perché? Perché non mi piacciono, preferisco prepararmeli io. No, niente. Perché? Perché c'è un'attività e una trattoria, quindi è sempre diverso. Ha mai mangiato cibi già pronti? No, io no. Ho mangiato troppi cibi pronti, essendo un trasfertista quando lavoravo, ero sempre in giro per l'Italia, per il mondo, e quindi ora che sono a casa mangio roba che prepara mia moglie e basta. Quando vado fuori, magari casa di amici, così sì. A casa tua? No, a casa mia no. Senti, se dovessero cambiarti completamente l'alimentazione quotidiana, a cosa non potresti mai rinunciare? Il pane. I primi, la pasta. Ad una bella bistecca di carne. Beh, alla pasta. Se dovessero cambiare completamente la sua alimentazione quotidiana, per qualsiasi motivo, lei a cosa non potrebbe mai rinunciare? Io alle verdure, alla frutta. Ma non è che ci sia qualcosa di particolare che non potrei fare a meno, sinceramente, no, anche perché mangio un po' di tutto, quindi, quindi non ho quel tipo di problema. La frutta e la verdura, fresca. Frutta e verdura, la carne non me ne importa, il pesce ci patirei un pochino, ma frutta e verdura senz'altro. Alla pasta asciutta. Ne mangia tanta? Tutti i giorni, anche la sera. Pranzo e cena? Sì. Almeno quello non mi manca. Se dovessero cambiare la sua alimentazione quotidiana radicalmente, a cosa non potrebbe mai rinunciare? Ad un bicchiere di vino ai pasti, per esempio, perché quello fa bene. Il piccolo bicchiere di vino che fa bene. All'insalata, alla frutta, un bel piatto di pasta, però proprio di quelli come si deve.